amici, ben ritrovati, buona Epifania a tutti. Questa sera passerà la Befana per i più piccoli e la Via dei Presepi quest'oggi arriva a Mosnigo. Siamo in compagnia piacevole di un componente del gruppo CIS, Terenzio Gambin. Terenzio, raccontaci un attimino questa particolare rassegna dei Presepi. Siamo all'8ª edizione, come al solito puntiamo tutto sulla nostra contrada, dove il tempo sembra si sia fermato, e perciò i presepi, il filo conduttore di questi presepi è la civiltà contadina. Infatti molti dei presepi sono realizzati sui vecchi attrezzi, oppure richiamano un vecchio lavoro, una vecchia attività, e vicino c'è sempre magari il nome dialettale per ricordare la nostra lingua madre. Ecco. Un percorso, ci dicevi, lungo un vecchio borgo. Sì, praticamente noi l'abbiamo sempre chiamata Via Francia, anche se in realtà si chiama Via Conti, ma noi l'abbiamo sempre chiamata Via Francia più che borgo. Adesso è di moda dire borgo, però preferisco Via. In realtà sono due cortili promiscui, con le abitazioni alle spalle, e di fronte ci sono le vecchie stalle, i vecchi portici, i fienili. Ecco, noi lungo la via e nelle stalle e sotto i portici abbiamo realizzato questi presepi. Quest'anno siamo arrivati ad averne quasi 90, di più piccoli e di più grandi. Tutti ce n'è solo uno in realtà di artistico, proprio di quelli che si possono chiamare artistici. Gli altri sono realizzati da noi come associazione, oppure da dei privati che vengono qua e li realizzano, insomma. Terenzio, un'altra particolarità, poi passeremo ai saluti finali, ma devi aggiungere anche un evento che ci sarà tra poco. Sì. Una cosa particolare: questo presepio è aperto proprio perché è in un borgo, quindi è sempre visitabile. Sì, è sempre visitabile. Apriamo le porte già al mattino verso le 10, le luci si accendono verso le 11 e si spengono alle 8:30 di sera. È sempre visitabile tutti i giorni fino a domani, al 6. Poi sarà visitabile i 3 weekend che rimangono di gennaio. Approfitto per dire che oggi pomeriggio alle 15 qua nel cortile ci sarà un spettacolo breve teatrale dal titolo La Befana esiste davvero, chiaramente rivolto ai bambini, e perciò vi aspettiamo numerosi. E è anche la prima, l'esordio di una nuova compagnia teatrale sorta da una scissione, si può dire, purtroppo succede così, e ha la sede proprio qui in Via Francia insieme alla nostra sede, e avranno il battesimo proprio oggi con questo spettacolo breve, proprio la prima. E speriamo quindi che la nostra intervista gli porti fortuna. Io e Terenzio vi diamo gli auguri di una buona Epifania, di buone feste che continuino per tutto l'anno a gioire e a portarvi ricchi doni. Noi vi diamo appuntamento. E buon anno, naturalmente. Esatto, e anche buon anno in ritardo. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, perché questa sicuramente, quasi sicuramente, ma forse ci sarà una sorpresa, sarà l'ultima puntata, e quindi attendeteci. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne.